Today we eat chickpeas soup. To prepare this dish we need pork meat with skin, some oil, and some chickpeas we soaked the day before. Let's cut the carrot and the onion in some pieces, and let's brown them in a pot with olive oil. Let's add some chickpeas, browning everything and adding some pepper and meat pieces, adding also the skinned pork, and browning everything. Let's add some water, letting cook everything on a slow flame for about 2 hours. After 2 hours of cooking we complete the preparation of the dish. Let's insert in the dish some slice of toasts, some crude oil. The dish is ready. Mettiamo il tutto in una casseruola con dell'olio extravergine d'oliva. Aggiungiamo i ceci. Arrosolando il tutto e aggiungendo del pepe e i pezzettini di carne. Aggiungiamo anche la coteca e arrosoliamo il tutto. Allunghiamo con un po' d'acqua. Lasciando cuocere il tutto a fuoco lento per circa 2 ore. Passati i 2 ore di cottura, procediamo alla rifinizione del piatto. Ci abbiniamo dei crostini di pane, un po' d'olio a crudo e il piatto è finito. Buon appetito!